Va ora in onda O Salotti Ronnandonia. Signori, c'è un gradito ospite. Assettatevi e pigliatevi un bello caffè. Sta bocca rossa con nere sto caroine, sì l'amore batte non spassa, non spassa, non è per me. Parla, bella bugiarda, dimmi tutte così che sai contare. Ma che sta bocca ardente fammi vasa, io non ti voglio perdere, per forza t'aggi a credere, perché tu sei l'amore per me. Vinto mare e sto chiamare una vele vergogna, chiudo guardi e chiudo pensa, lontano da senta me. Sta bocca ardente fammi vasa, io non ti voglio perdere, per forza t'aggi a credere, perché tu sei l'amore per me. Come spicca sta bocca rossa con nere sto caroine. Bene, rieccoci di nuovo qui in studio Radio Amore ai Migliori Anni. Mario Trevi, nostro ospite. Buongiorno Mario. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici che sono in ascolto di Radio Amore i Migliori Anni. Dunque, noi abbiamo ascoltato in entrata del programma di oggi Bella Bugiarda, che è la canzone che vince il Festival di Ercolano. Sì, ricordo che all'epoca anche questo festival non è che se la passasse male, era un bel festival. No, sì, era molto bello. Io mi ricordo che questa canzone la cantai così perché mi disse il discografico mio, mi disse: Mario, facciamo questa cosa, facciamo anche un piacere, diciamo, al comune di questa situazione, e ci andai, e ti dirò che praticamente risultò un grande festival veramente, non come quello lì della nostra bella Napoli, perché sai, il Festival di Napoli
si dica quel che si dica, dopo di noi viene sempre Sanremo, nonostante che non c'è più. Diciamo che era tanto lo stato di buona salute della canzone napoletana del Festival di Napoli che si creavano anche queste occasioni in altre cittadine della nostra regione. Ma il 1963 è l'anno d'oro, anche perché al Festival di Napoli entri alla grande, cioè oggi si userebbe il termine spaccaste praticamente, insieme ad un altro tuo grandissimo collega Mario Abbate, con Indifferentemente. Che io gli mando un bacio a Mario Abbate, che sta davanti al Signore, secondo me starà cantando purissimo. Lui ci seguirà con simpatia. Niente, quando io ho fatto Mare Verde, no? E allora Salvatore Mazzocco mi fece conoscere a Giuseppe Marotta. Giuseppe Marotta era ed è un grande della nostra storia, assolutamente, insomma un grande scrittore, ma per l'amor di Dio. E allora mi chiamò e mi disse: senti, abbiamo fatto così bene Mare Verde con Milva, perché poi nel 62 ho cantato una canzone che si chiamava Settembre con me, e la cantai con Johnny Dorelli. E allora poi mi disse così questo Mazzocco, grande musicista, mi disse: sai che io ho un'idea, quella di farti cantare Indifferentemente. Io per la verità, quando sentii questo titolo, maestro, mi sembra troppo lungo questo Indifferentemente, perché la gente, sai, vuole sentire io e te te voglio bene, cuore mio, insomma, vita mia, te voglio bene assai. Questo Indifferentemente cioè mi dà un po' l'impressione di avere un po' di acqua fredda sulla faccia. Bellissimo questo. E allora lui mi dice: allora tu non capisci niente, la vuoi almeno ascoltare? Quando io l'ho ascoltata, lui ha detto: me la vuoi cantare un poco? Quando io l'ho cantata, lui ha detto: guarda, o canti questa canzone o io al Festival di Napoli ti faccio la guerra. Qualunque canzone tu canterai, io mi opporrò sempre. A questo stato di cose non ho potuto fare altro. Questa Indifferentemente, pensi che, per l'amor di Dio, i Festival di Napoli sono tutti belli, tutte delle grandi belle canzoni, delle canzoni bellissime che non si possono dimenticare. Ma guardano un po', Indifferentemente e a pizza è diventato insomma un classico mondiale. Assolutamente. Quella lì come pezzo allegro e questa qui come canzone sentimentale che si mette in mezzo a O Sole Mia, Io te voglio bene assai, assolutamente. Questa è una cosa che mi fa molto piacere. Sono perfettamente d'accordo con te. Certamente io condivido sempre questo grande successo con il mio grande amico Mario Abbate. Beh, diciamo che mai come in questo caso, diciamo che i favori molto spesso, sai, quando c'è la doppia interpretazione si dice vabbè, che ne so, nel blu dipinto di blu noi ricordiamo quella di Modugno e meno quella di Lorenzo. In questo caso voi avete diviso in maniera molto equa i meriti, per cui voglio dire, quando si parla di Indifferentemente si parla indistintamente di Mario Abbate e Mario Treve, cioè da qui non si passa, c'è un binomio veramente d'oro. Non lo so, forse il Padre Eterno ha voluto che voi due cantaste sta canzone, che è una grandissima canzone che non ha tempo. Anche qui io ti ho parlato di Mare Verde e tu mi hai detto tante incisioni, ma credo che Indifferentemente sia la canzone più incisa del periodo degli anni 60. Quelli che io conosco, le incisioni che l'hanno fatto sono Fred Bongusto, Mina, Amy Stewart, Fiordaliso e tanti altri che adesso non mi ricordo. Tantissime comunque le incisioni. E poi la cantano tutti. Assolutamente. Pensi che quando a me non mi conoscono e allora dice scusi, allora io mi dico: io sono Indifferentemente. Ah, Mario Trevi. Vabbè, ma io ti faccio una domanda. Cioè, a parte qualche ragazzino, diciamo, che a cui non è stato spiegato cosa fosse la canzone napoletana, e chi è che non conosce Mario Trevi? Fammi capire. Insomma, voglio dire, parliamo, perdonami che ti chiamo mostro, ma un mostro sacro della canzone napoletana, ecco, nel senso buono. Dunque, mi potresti dire così, per curiosità, perché magari è incuriosito anche te, nella tua, in quella di Mario Abbate, anche nelle altre, ma quanti dischi sono stati venduti in Indifferentemente? Che io mi ricordo almeno come quello quando mi hanno pagato i famosi semestri, trimestri, eccetera, perché sai, la società autori, insomma, la SIAE, la Sedrim, eccetera. Io mi ricordo che io personalmente, come Mario Trevi Indifferentemente, mi sembra che ho venduto un 350.000 copie. Quindi se diciamo che oltre 350 l'ha venduto Mario Abbate, più il resto superiamo 1 milione di copie tranquillamente. Come infatti quando Modugno ha vinto il Festival di Sanremo con il Blu dipinto di blu,
ha superato subito 1 milione di copie e si è veramente rimasti sbalorditi in tutto il settore discografico. Oh, non voglio essere cattivo, però quell'anno vinse il festival Yam Yam, se la ricorda qualcuno, anche se era cantata da 2 cantanti di tutto rispetto, Claudio Villo e Maria Paris, però ecco, dici Yam Yam, non la ricordo manco io, devo dirti la verità. Maria Paris, che io mando tanti saluti perché abiti in queste zone, sì. E allora mi dice, sei venuto cacchio, hai pigliato il secondo premio, indifferentemente, e niente di meno state vendendo un mare di dischi. E io gli dissi, e che vuoi da noi? È il pubblico che lo compra, il popolo con voi. Beh, io direi ascoltiamo la canzone, veramente, indifferentemente, Mario Trevi. Tramonta luna e noi per recitare l'ora di mascene restammo mano in mano senza tenere il coraggio di guardare fammi quella che indifferentemente tanto saggio che so per te non so più niente e dammi sto valere non aspettati mai che indifferentemente se tu m'acciri non ti dico niente. E ride pure mentre mi scippa pietta che sto cuore non sente più dolore e non tengo più lacrime per te. Dammi sto veleno, non aspettati mai, che indifferentemente se tu m'acciri non ti dico niente. E indifferentemente io perdo a te. State ascoltando O Salotti Ronnandonia. Oh, nel 1964, ancora Festival di Napoli. Questa è una canzone che mi piace tantissimo, mi parla di te, io la trovo veramente bella. Sì. E come tutte le cose belle non entra in finale questa qua, insomma. Sì, andammo, proprio ci hanno buttato fuori subito. E mi ricordo che giù alla Ziteresa c'era Domenico Modugno, che poi vinse con Tu sei una cosa grande,
mi disse: non stare triste Mario, non ti preoccupare, perché questa canzone vedrai che venderai un sacco di dischi. Ed è vero, perché poi diventò un successo, nonostante che uscì fuori, insomma, non entrò nemmeno in finale questa canzone. E difatti è un caso strano, perché tu di solito come minimo vai in finale in tutti gli altri anni. Questa io trovo una canzone veramente bella, non va in finale, insomma evidentemente erano un poco alticci. Mi ricordo un aneddoto di questa canzone che la cantavamo io e Robertino, no? Ecco. E Robertino mi dice: senti, vieni qua, io sono romano e tu lo sai, ma mi devi fare la cortesia, mi devi imparare un poco il napoletano. Io, sai, senti, guarda, non si può imparare il napoletano così in 448, perché la nostra lingua è un'altra lingua che fa parte di tutte le altre lingue che stanno sulla terra. Indubbiamente. È come se tu mi dicessi: voglio imparare l'inglese in una settimana. Indubbiamente. E lui si mise vicino a me, sai, intelligentemente, costantemente, e insomma, e cercò di interpretare di questo nostro dialetto napoletano, perché lui all'inizio diceva: me parlano e te, tutte quante me parlano e te. E dice: no, mi parlano di te, tutto quanto mi parlano di te, mi hanno detto che vuoi passare con cuore mio. E lui si arrabbiava, insomma. E beh, ma d'altra parte, però un romano mano a mano può avvicinarsi se ci si mette con... Io voglio ricordare, lo faccio insieme a te, che la lingua napoletana, perché di lingua si tratta, è tutelata proprio mondialmente, c'è proprio la tutela per questa lingua, quindi ci riconoscono, come succedeva, perché noi siamo la città praticamente di un grande stato fino a 150 anni fa, per cui voglio dire c'è una tutela proprio di questa lingua. Io spero che la tutela venga allargata anche alla canzone classica napoletana, che voglio dire va tutelata e va riscoperta, diciamo. Io è un mio cruccio, poi te ne parlerò nel corso dei nostri appuntamenti. Intanto ascoltiamo "Ma parlane te". Mi parlane te, tutto quanto mi parlane te. M'hanno detto che vuoi pazzia con cuore mio, e te ne ride me. Mi parlane te e non voglio sentire che son che per te un amore senza amore, e solo male mi può fare. No, non ci crede. Non mi va bene, non ci credo nemmeno se vedo che il sole più solo non è. Mi parlane te, tutto quanto mi parlane te, ma non sanno che tu sei tutta vita mia, e che io amore quando perdo a te. Più solo non è. Mi parlane te,
tutto quanto mi parla di te, ma non sanno che tu sei tutta vita mia, e che io muore quando perdo a te, e che io muore quando perdo a te. Mario, adesso è il momento di parlare del Festival di Napoli, ma voglio conoscere, perché io ho chiesto a vari attori dell'epoca, cioè quelli che hanno vissuto questa esperienza, anche ad Aurelio Fierro ho fatto la stessa domanda, la faccio anche a te. Che cosa è successo quell'anno praticamente che poi si è dato il fianco alla RAI per potersi defilare praticamente e mandare a mare il nostro bel festival? Che è successo? Tu pensi che io praticamente sono stato uno scritturato della King Universal, sarebbe la casa discografica di allora di Aurelio Fierro e di Marisa Fierro, che io mando tanti saluti a Marisa se è in ascolto. Io spero di sì. Niente, si è messo in giro che praticamente Mario Abbata avesse messo la bomba sotto al pullman praticamente mobile della RAI, eccetera. Non è vero proprio niente, non è vero proprio niente. È stato solamente ostacolato questo festival, hanno messo in giro questa cosa perché c'erano due autori che non erano entrati come diciamo così, non è stato prescelto, non è stata scelta la loro canzone, sì. E praticamente hanno creato questo spauracchio, sì. Che io so pure chi sono, ma siccome che sono una persona seria non dirò mai queste cose. Erano degli autori esclusi da questo festival che praticamente insomma non hanno accettato queste due canzoni di questi due autori musicisti e parolieri, sì. E allora logicamente la RAI c'era un poco nauseata, perché sai i festival di Napoli erano molto focosi, la gente faceva delle pazzie addirittura nei teatri, sì queste cose qua la RAI non piaceva. Voleva lo spunto per defilarsi, esatto. Mi fai capire. E allora io mi ricordo che stavo nel camerino, a un certo momento è venuto il buttafuori e dice guardate che il festival non si fa più. E dico perché scusi? E dice ma hanno messo in giro questa cosa qua, tutti quanti in allarme, hanno chiamato a Roma la centrale della RAI e hanno dato il via di portare tutto via. E andò, come diciamo così, come intervallo, mi ricordo come se fosse adesso, misero insomma un filmato di Usicchio Chat, come chiamiamo noi, e rimanemmo così immobili tutti quanti. Poi logicamente si sono fatte delle cose, causette eccetera eccetera, ma tu sai che questo è un popolo molto buono, molto di cuore, insomma a un certo momento abbandona tutto, dice vabbè lasciamo stare eccetera, e questo è stato un errore. È stato un grande errore e ritorniamo a quello che abbiamo detto precedentemente, ci dovrebbe essere qualcuno nelle istituzioni che giustamente come Sanremo il comune si fa diciamo carico dell'organizzazione del festival, così dovrebbe essere a Napoli, cioè voglio dire tutto quello che noi abbiamo, la Piedigrotta pensa un poco, ha le sue origini addirittura nell'epoca romana e oggi noi praticamente assistiamo a tante feste e festicciole che sono state riscoperte recentemente in tante città del centro e del nord Italia, magari dove c'è un flusso di gente, voglio dire la Piedigrotta non ha niente, voglio dire, di meno che un carnevale di Viareggio e tante altre cose, ma purtroppo diciamo a volte ci facciamo del male che da se soli. Poi andiamo a sottilizzare la cosa, tu pensi che il festival di Viareggio, insomma di questo carnevale di Viareggio sarebbe un poco la nostra Piedigrotta degli anni 50, sì. È chiaro, perché Napoli era veramente tutta invasa da gente di tutto il mondo. E ancora oggi, se i nostri governanti facessero le cose veramente per bene e sul serio, Napoli potrebbe vivere con il turismo. E dunque questi poveri ragazzi che vanno in giro per sopravvivere facendo un furto di qua, un furto di là, avrebbero la possibilità di fare dei ciceroni e stare tranquillamente bene e dire tu avrai un mensile da poter mantenere la tua famiglia. Invece tutto questo non si fa perché non lo so, io non sono un politico né
certo a poco voglio cercare di sottovalutare i nostri governanti napoletani che stanno al comune e dire devi fare così o non così, perché io non mi intendo proprio di politica. Vabbè, però diciamo che sono passati oltre 40 anni, per cui non si può dire a questo, a quel sindaco tu non hai pigliato questo impegno. Diciamo che sono 40 anni, quindi qualcuno dovrà e potrebbe avere il merito di aver fatto ripartire. Pensi una cosa, che ogni anno fanno sempre la famosa festa a Piazza del Plebiscito, l'ultimo dell'anno. Sì. E tu pensi che non costa niente quella? No, ha dei costi. Allora facciamo conto che questi costi che ha per una serata, che sarebbe l'ultimo dell'anno, tu prendi i costi per 3 serate di questo, fai conto che sono 3 volte l'ultimo dell'anno e fai il Festival di Napoli. Certo. Bisognerebbe, voglio dire, invitare, credo che non si rifiuterebbe. E la Rai, stai tranquillo, che non appena si parla di Festival di Napoli arriveranno dei grandi artisti di tutto il mondo per cantare la canzone napoletana, certo. Perché ancora di più ti dico, tanto di cappelle per i vari, non so, per esempio, che ti voglio dire, Pavarotti, Bocelli e tanti altri grandi tenori, cantano la canzone napoletana in tutto il mondo e sono bravi tutto quello che vuoi, ma se non cantano la canzone napoletana non fanno successo e non va una marea di gente a sentirli. E questo è un fatto. E allora questo fatto qua, chi mi dice a me che praticamente facendo il Festival di Napoli non si presenta Andrea Bocelli e dice voglio partecipare anche io e non voglio una lira? Assolutamente. E allora perché non si fa? Perché non si deve fare? Non fate Piazza del Plebiscito l'ultimo dell'anno, ma fate 3 piazze del Plebiscito al Teatro Mediterraneo e vedrete che verranno i vari Bocelli, verranno tanti altri artisti grandi, mostruosi. E qualcuno che è bravo ancora della nostra canzone napoletana e che perché non deve intervenire? Ci sono dei giovani bravi. Assolutamente. Allora, se il comune di Napoli si mette in mente di fare queste cose qua, se non è all'altezza, si rivolga a qualche persona competente della nostra città e vedrete che faremo un grande Festival di Napoli e verranno degli artisti di tutto il mondo senza una lira. Sono d'accordo con te, io ci spero, è un mio sogno, mi auguro di poterlo vedere realizzato. E la Rai in quel caso interviene immediatamente. Vabbè, ma poi tu sai che c'è una grande concorrenza, se non è la Rai viene Mediaset, no, viene la Sky, Rai, è la Rai, perché la Rai quando vede una manifestazione dove ci sono tantissimi cantanti a livello mondiale, è la prima che interviene. Certo, sono d'accordo con te. È un momento di saluti, Mario, noi abbiamo terminato anche per oggi. Noi regaliamo ai nostri ascoltatori Efrenasia, altra canzone finalista del festival, anche questa bella. Sì. Abbiamo parlato di Maria Paris vincitrice, e stavolta stava insieme a te in finale con questa canzone. Sì. Ci diamo appuntamento a domani. Arrivederci. Io mi ricordo loro e quando te monterai fui dentro mese aprile e sopra mai scoraggiare e per dico che ti innamorai perché non mi aspettavo tanta felicità. No, non si chiama amore, non si chiama amore, sta passione mia. Si chiama frenesia, si chiama frenesia, si chiama frenesia. E quando tu mi lasci, io sento il profumo di rose e poi vestuta sposa ti sono in braccio a me. Braccia a me, braccia a me.
pensiero, ti penso ogni momento. Sillario sulla vita, tutto da sempre con me. O cor parla e dice, io pure sono contento, perché chi ti va bene, pure se pensa a te. chiama frenesia, si chiama frenesia, si chiama frenesia. E quando tu mi passi, io sento un profumo cento rose. E poi vestuta sposa ti sonno in braccio a me. Braccia a me, braccia a me. Avete ascoltato Osalotti e Ronnandonia. Appuntamento al prossimo ospite.